Buongiorno e buon inizio settimana. Oggi è lunedì 30 marzo 2026. Il sole sorge alle 6.57 e tramonta alle 19.31. La luna si leva alle 16.48 e cala alle 5.37. Oggi si celebra Sant'Amedeo. Il nome Amedeo deriva dal latino Amadeus ed è composto da termini amare e deus. Può quindi essere interpretato come colui che ama Dio. Il 30 marzo, in concomitanza con l'anniversario della nascita di Vincent van Gogh, si celebra il World Bipolar Day. Questa giornata è dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi bipolari, condizioni che affliggeva lo stesso artista olandese. È un'occasione fondamentale per combattere lo stigma e promuovere una corretta informazione su una patologia psichiatrica molto complessa che richiede supporto e comprensione. Tanti auguri a Céline Dion, la Queen of Power Ballads, che festeggia oggi 58 anni. Icona globale con oltre 200 milioni di dischi venduti, Céline continua ad essere un esempio di forza e talento sovrumano. Brani come My Heart Will Go On restano pietre miliari della musica mondiale. Paola Iezzi, metà del celebre duo Paola e Chiara, compie 52 anni. Protagonista della scena pop e dance italiana, dopo il trionfale ritorno a Sanremo con Furore, Paola segue la sua carriera tra musica e televisione, confermandosi un'icona di stile e glamour. Norah Jones celebra 47 anni. La polistrumentista che incantò il mondo con Come Away With Me, vincendo 5 Grammy in una sola notte, continua a produrre musica raffinata, mescolando jazz, country e pop con la sua inconfondibile voce vellutata. Il 30 marzo 1867 la Russia vende l'Alaska agli Stati Uniti per 7,2 milioni di dollari. All'epoca molti americani criticarono l'acquisto definendolo la follia di Seward, dal nome del segretario di Stato, convinti che fosse un deserto di ghiaccio inutile. Si sbagliavano di grosso, il territorio infatti si rivelò ricchissimo di oro, petrolio e gas naturale. Conosci la regola dei 2 minuti? Se no, sappi che ti consiglio di adottarla. Infatti, se un'azione richiede meno di 120 secondi, come rispondere ad un'email breve, rifare il letto o mettere un piatto in lavastoviglie, falla all'istante. Questo piccolo automatismo pulisce la tua lista dei pensieri, riduce l'ansia e ti regala immediatamente una sensazione di controllo sulla tua giornata. È infatti il trucco più semplice per smettere di sentirsi sopraffatti dalle piccole cose. Buon inizio settimana ai 12. Oggi la luna è molto calma, cauta e attenta, è in Vergine e tenta di rimettere un po' d'ordine nello zodiaco, soprattutto parlandone con Venere. Ariete, Venere è proprio al 29esimo dei vostri gradi, proprio alla fine, ma con l'assist della luna riesce assolutamente a rendersi piacevole in serata, mentre invece il resto dello zodiaco sembra perdere un po' di interesse. Toro, per voi del segno zodiacale del Toro, la Luna oggi gioca un ruolo essenziale proprio perché vi fa segnare un assist molto importante e vi farà ovviare un imprevisto in serata gestito da Urano e dalla sua quadratura che vi farà sentire bravi per ancora una volta per come riuscite a dribblare ogni tipo di difficoltà. Bene in amore. Gemelli. Cancro e Leone sono i segni a voi vicini ed è proprio la Luna che vi invita a seguire un po' 2 esempi diversi, ovvero una chiarezza decisamente spiazzante e una misteriosità e discrezione su altre cose che in questo momento sono proprio la ricetta per la vostra buona riuscita. In amore comunque siate molto manifesti, metterà le cose in chiaro per voi e per i partner. Cancro, la luna oggi è decisamente molto in vena di comunicare, apre le vostre possibilità ma lo fa con rigore, un rigore dettato soprattutto dal non voler commettere errori di immagine nella maniera in cui vi muovete al lavoro, mentre invece in famiglia procede una fase di positività. Leone, la luna vi ha appena abbandonato e oggi la vedete brillare nella vostra seconda casa proprio davanti a voi.
Questo significa che dovrete stare molto attenti alle cose concrete, a gestire meglio l'economia e soprattutto fare fronte a delle spese impreviste. Vergine, protagonisti della giornata con questa luna che ancora dialoga in mattinata in trigono con Venere e riesce a parlare d'amore, a farvi felici, arrivano buone notizie e ottima anche l'economia. Bilancia, per voi oggi è l'ultimo giorno di una Venere capricciosamente opposta, per cui oggi potreste finalmente tirare un sospiro di sollievo perché le cose si alleggeriranno non poco per voi, non solo in amore, ma anche nella fortuna lavorativa. Scorpione, per voi è una fase in cui ritenete i pianeti un po' distanti. La Luna oggi invece vi consola e vi mette a disposizione tutta la possibilità di lavorare bene in squadra. Benissimo anche sui fronti che riguardano l'azione, la passione e la comunicazione. Mercurio e Marte sono ancora dalla vostra in Pesci. Sagittario, per voi oggi inizia una fastidiosa quadratura della Luna, come se non bastasse. Venere vi dice che dovete comunque affrettarvi tra oggi e domani a fare qualcosa per il vostro partner che vi è stato chiesto. In tutto ciò potete semplicemente demandare alcuni incombenze che avete ai giorni successivi, ma per adesso dedicatevi all'amore. Capricorno, ottima configurazione per voi, la Luna in Vergine che dà forza, energia, coraggio e senso di sicurezza. Bene, anche Venere sembra aver placato un po' la sua quadratura e tenderà da oggi in poi a essere un pochino più clemente. Acquario, la quadratura di Venere su Plutone sembra voler alimentare capricci e qualche piccola gaffe nel mondo sociale, proprio perché si potrebbe fraintendere un po' nei rapporti tra voi e qualcun altro. Pesci, per voi oggi è una giornata decisamente molto interessante, proprio perché la Luna vi mette assolutamente di fronte a tutto quello che va cambiato, a tutto quello che non va bene più, a tutto quello, o per colpa di chi, ritardate un po' nelle vostre faccende lavorative. Per tutto il resto i vostri sentimenti sono sempre romantici e appassionati. Il 30 marzo 1987, durante un'asta da Christie's a Londra, il celebre quadro di Van Gogh I girasoli viene venduto per la cifra record di 22,5 milioni di sterline. Fu per l'epoca il prezzo più alto mai pagato per un'opera d'arte, segnando l'inizio dell'era delle quotazioni miliardarie per i capolavori artistici dell'impressionismo. Sapete perché l'aperitivo più famoso si chiama Spritz? Deriva dal verbo tedesco spritzen, che significa spruzzare. Durante l'Ottocento i soldati austriaci del Regno Lombardo-Veneto trovavano i vini locali troppo forti e chiedevano di allungarli con una spruzzata di acqua frizzante. Solo in seguito è stato aggiunto l'Aperol o il bitter che conosciamo oggi. Paul Verlaine, gigante della poesia francese, visse un'esistenza tormentata tra genio e sgregolatezza. La sua follia fu l'incapacità di trovare pace. Tra l'alcol e la burrascosa relazione con il giovane Arthur Rimbaud, che finì addirittura a colpi di pistola. Un uomo che ha trasformato il suo disordine interiore in versi immortali, diventando il simbolo dei poeti maledetti. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. Lascio agli altri la convinzione di essere i migliori. Per me tengo la certezza che nella vita si può sempre migliorare. Iniziamo questa nuova settimana con l'umiltà e la voglia di crescere suggerite da Marilyn. Spero che questo lunedì vi porti splendide scoperte. Io vi aspetto domani, puntuali sempre qui con l'Almanacco. Buon lunedì e buona giornata dalla vostra Jaire.